Confronto tra i candidati sindaco di Agrigento, il voto verrà garantito ai pazienti Covid in ospedale e a casa. Tappa al carcere di Lorenzo di Agrigento del segretario nazionale della UIL. Stop alle prime domeniche del mese gratis, si torna a pagare sempre l'ingresso alla valle. La maggior parte delle città italiane non raggiunge la sufficienza, Palermo è la peggiore, in Sicilia si salva solo Enna. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il confronto tra i candidati sindaco al comune di Agrigento. Era presente il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi interrogherete come comunità ecclesiale, avete organizzato questo confronto con i candidati a sindaco, ecco, su quali tematiche in particolare? Intanto il confronto, l'incontro con i candidati a sindaco è un momento di sana democrazia che è diventata tradizione nella nostra comunità ecclesiale cittadina e cercheremo di farci dire dai candidati quali sono intanto le loro prospettive, come intendono risolvere i problemi principali che sono sempre gli stessi: infrastrutture, le strade, il rapporto con la gente, quale futuro per la nostra città anche in riferimento alla sua vocazione turistica, quale tipo di collegamento si può realizzare tra la valle, le coste e il centro città per sviluppare quella che è la nostra vocazione naturale, e poi quale rapporto con i fratelli migranti, visto che il nuovo disposto del Ministero dell'Interno prevede un dislocamento in un certo modo, come il futuro sindaco intende affrontare questa problematica, ma soprattutto come si vuole servire questa gente nelle cose più semplici. Ci sono purtroppo il Covid ne ha creato di nuove, vecchie e nuove povertà che devono essere stanate e affrontate. Oggi un incontro con la comunità ecclesiale agrigentina per affrontare tematiche squisitamente sociali. Ecco, una parte di questo programma è dedicato proprio a queste tematiche, in particolare quali, Marco Zambuto? È un momento di confronto importante per guardare la città del futuro. Purtroppo in questi anni dal punto di vista sociale sono stati persi tanti finanziamenti, più di 16 milioni di euro che erano del distretto sociosanitario e che sarebbero serviti per i più bisognosi, per i ceti meno abbienti, per la tanta povertà che purtroppo in questi anni è cresciuta in città, anche e soprattutto per ragioni di carattere più generale. Il fatto che il distretto sociosanitario si sia bloccato, come purtroppo si è bloccata tutta la città, perché nella città è stato premuto il tasto pausa ed è una città che si è fermata. Oggi il confronto con la città va ripreso per discutere e affrontare le cose importanti, fare ripartire il piano regolatore generale della città, strumento di sviluppo economico della città. In città la vicenda della pianificazione urbanistica è ferma da 7-8 anni, e così come tutte le altre vicende che riguardano lo sviluppo economico di Agrigento. Noi ringraziamo la comunità intera che ha organizzato questo evento, un momento di confronto che è assolutamente importante, specialmente a pochi giorni al voto, per confrontarci tra di noi e confrontarci con la città e quello che la città ci chiede come priorità. È un momento di grande riflessione e di grande responsabilità. Siamo 6 candidati e questo è un segno di democrazia che l'agrigentino e l'agrigentina non devono utilizzare in modo superficiale, ma con grande senso di responsabilità, andando a votare e individuando chi davvero può essere portavoce di una visione di città nuova. Una città nuova deve avere un sindaco che sia nuovo rispetto al passato, deve avere un sindaco che voglia davvero fare il sindaco. Deve avere un sindaco che non sia imposto, che non sia sopportato, ma che sia scelto, perché il sindaco si sceglie e noi riteniamo sia davvero ora di sceglierlo nuovo e sceglierlo appassionato come questa città merita. Quindi buon voto, andate a votare. Allora, le risposte le abbiamo parzialmente messe nel programma. A quanto pare siamo gli unici ad avere anche inserito qualcosa sugli immigrati come una consulta, perché se dobbiamo convivere con queste persone almeno vogliamo sapere che cosa pensano e cosa vogliono fare, anche perché questa convivenza in certi punti della città è un po' troppo impetuosa. E poi
invece per quanto riguarda la povertà vecchia e nuova, noi cercheremo anche di dare delle indicazioni anche per uscire fuori, per non dare soltanto dei sussidi, ma per cercare di, attraverso uno sviluppo economico crescente, con professioni che ci portano a creare delle professioni vere, quindi non soltanto cantieri di servizio, ma dei cantieri che servono a imparare alle persone a lavorare, a pescare invece di avere il pesce direttamente in mano. Con l'ascolto, che è la cosa migliore, cioè porsi in una condizione dell'ascolto che è sempre la cosa migliore, che ti serve a imparare, correggere cose che magari vanno corrette, ce ne saranno un'infinità, e quindi credo che questo sia il modo giusto per approcciarsi. Ecco, in particolare Don Mario parlava di accoglienza, ecco, in queste tematiche la città cosa fa? Se ci riferiamo all'accoglienza legata al ciclo di quello che è il flusso dei turisti, o se si tratta invece del flusso migratorio, ci sono due forme diverse, diametralmente opposte, no, non opposte, ma certamente diverse di accoglienza. Io credo che lui si intenda riferire al flusso migratorio, e quindi la storia della città in qualche modo racconta di una vocazione in questa direzione svolta in questo quinquennio. Il tema poi rimane certamente complesso se lo si traguarda come fatto generale di flusso internazionale che richiama, non c'è dubbio, a responsabilità sovranazionali. E potrete seguire l'integrale del confronto tra i candidati sindaco al Comune di Agrigento su TV oggi alle 16 ed in replica domani alle 10 e sempre alle 16. Ancora amministrative, il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa incontra il candidato sindaco Marco Zambuto e i candidati al Consiglio Comunale in quota UDC. Vediamo. Oggi ad Agrigento a sostenere la candidatura di Zambuto, ma anche della lista dell'UDC. Ecco quanto è importante questo voto non solo ad Agrigento ma in Sicilia. Le comunali sono il polso e poi con le preferenze sono la vera sana politica, cosa che dovrebbe essere anche a Roma, ma non lo è. Parto dalle preferenze, non capiamo perché nelle comunali, nelle regionali e nelle europee si vota con la preferenza e quindi i cittadini scelgono l'eletto, e a livello nazionale devono essere in 5 a decidere il Parlamento. Dopo il referendum è necessario fare una legge proporzionale e inserire preferenze. Devono essere i cittadini a scegliersi l'eletto anche a livello nazionale. Detto questo, oggi siamo ad Agrigento, bellissima città, la valle, ma tutta la provincia di Agrigento bella, e siamo qui accanto a Marco Zambuto, che è un grande amico e ha le comuni radici con noi, no? Viene anche dalla comune storia nostra. Siamo una squadra di persone di grande livello, con chi ha esperienza politica, chi ha dimostrato nel mondo della professione, nel sociale, in altri settori di saper far bene, e quindi accanto a Zambuto mettiamo della gente che è in condizione il giorno dopo di poter amministrare meglio questa città e renderla ancora più bella. Ecco, il ruolo dell'UDC, il vostro ruolo dell'UDC anche a livello nazionale, in questo centrodestra che sempre più sembra acquisire voti, ma sembra più essere anche un po' litigioso. Voi siete una forza moderata, c'è bisogno di una forza più moderata in Italia? Assolutamente, ma anche ci vuole un centro in Italia, bisogna ricostruire un centro, a ripartire dall'UDC, che è un partito comunque radicato nel territorio, piccolo ma con grandi valori dietro quello scudo crociato, no? Ecco, noi dobbiamo ripartire da lì per ricostruire nel nostro paese un grande centro, perché la mia esperienza di parlamentare europeo che ha girato l'Europa è questa: dove non c'è un centro moderato non c'è stabilità, ci sono degli eccessi. Noi abbiamo il dovere di ricostruire subito dopo le amministrative un grande partito di centro di ispirazione cristiana che riporti al centro della politica la persona, che significa una piccola cosa, concretezza nella politica. Basta con chi viene, fa promesse leggendo il sentiment degli italiani e sparando poi stupidaggini e promettendo cose irrealizzabili. Bisogna promettere poco, ma quelle poche cose che si promettono realizzarle. Occorre buonsenso, responsabilità e persone autorevoli come qui è Marco Zambuto. Oggi a sostegno anche di Cesa, il segretario nazionale dell'UDC, segno di una campagna elettorale che ormai a poche ore entra nel vivo, insomma la gente si esprimerà, per cui
bisogna fare il possibile per catturare il voto. Una campagna elettorale che volge al termine, nel quale un messaggio deve essere chiaro. Ridiamo Agrigento agli agrigentini. In questi anni il Palazzo di Città è stato chiuso, alla città è stato impedito di entrare nel palazzo. Chi stava dentro il palazzo ha vissuto una sua fiaba, una favola molto suggestiva, diversa rispetto alla vita vissuta dalla città, con 1000 problemi. Occorre ripartire dai problemi che ci sono per dare delle soluzioni insieme. Quindi una nuova fase di partecipazione e soprattutto di stare insieme. Onorevole Terrana, l'UDC si sta impegnando attivamente e fattivamente per questa campagna elettorale ad Agrigento, ma non solo, ecco, un impegno fattivo per Zambuto e con tutta la lista. L'UDC in Sicilia sta crescendo molto perché abbiamo presentato in tutti i comuni dove si vota con i cittadini che superano i 15.000 abitanti, abbiamo fatto delle liste, devo dire belle, abbiamo messo in gioco tanti giovani, così come abbiamo fatto ad Agrigento. Agrigento, se voi vedete, quella dell'UDC è la DC dico perché ci rifacciamo a quei valori, è la lista più giovane che c'è in campo. È chiaro che noi stiamo sperimentando con dei giovani e ritengo che i risultati saranno ottimi, sia per la lista dell'UDC, perché l'UDC rappresenta i valori, non rappresenta i populisti, quelli che parlano con frasi fatte o per slogan, ma noi rappresentiamo i valori, il popolarismo struziano, quel popolarismo che serve a ragionare, a discutere, a risolvere i problemi della gente. Questi siamo noi e oggi per questo ci siamo candidati e ci riproponiamo sulla città in sostegno di Marco Zambuto perché vogliamo riportare la politica del fare. Noi come UDC ovviamente siamo assolutamente partito della coalizione e stiamo sostenendo tutti i nostri candidati sindaci in giro per la Sicilia. Con Lorenzo Cesa abbiamo fatto questo tour in lungo e in largo, ieri la provincia di Palermo con Termini, Villabate, Misilmeri, Carini, prima ancora in mattinata a Marsala e oggi di pomeriggio finalmente per la delizia del coordinatore regionale Decio Terrana che tanto tiene a questo risultato siamo ad Agrigento. Ad Agrigento Marco Zambuto è un uomo della concretezza, un uomo del saper fare, un uomo che sa bene che bisogna ricostruire a partire dai temi veri, i temi veri che riguardano la riqualificazione del territorio, del centro storico, la dimensione di una città più a misura d'uomo. Non è possibile che noi ad Agrigento vediamo una delle ultime città nelle classifiche per la qualità della vita. Un Agrigento che certamente merita di più e che con Marco Zambuto avrà la possibilità di rimettere al centro del dibattito della politica regionale le questioni che riguardano la città. Noi come UDC lo stiamo facendo per far tornare la politica vera all'interno di questo comprensorio e sono certo che un ottimo risultato a contributo dell'elezione di Marco Zambuto sindaco certamente ci sarà. Onorevole Margherita La Roccarruola, a sostegno di Zambuto col segretario Cesa, lei insomma una denuncia forte in merito a un video che in questi giorni si sta diffondendo, ma non solo questo. Ma la denuncia è la necessità di verità, dico, ecco. Quindi quando ho visto quel video che dura appena 3 minuti mi sono veramente indignata perché dichiarare o sostenere di avere con la musica di sottofondo e qualche stralcio che viene fuori come sottotitolo, dichiarare e sostenere di avere lavorato per la cattedrale di Agrigento mi sembra veramente troppo. Quel lavoro è costato anni alla sottoscritta, io ho subito raccolto quello che era stato l'urlo dell'allora arcivescovo Montenegro e con padre Pontillo abbiamo fatto un lavoro meticoloso. L'assessorato in quel caso che doveva fare e dare un finanziamento era l'assessorato alle infrastrutture e la fortuna mi ha aiutata in un qualche maniera perché l'assessore Pistorio era assessore del mio gruppo parlamentare. Ho lavorato fino al raggiungimento dell'obiettivo, cioè portare 800.000 euro, che era il contributo massimo che si poteva dare, per mettere in sicurezza la cattedrale e poter fare l'intervento per riaprirla.
Questa è storia che può essere dimostrata in ogni momento. Con me c'è sempre stato Don Giuseppe Pontillo come responsabile dei beni culturali e quindi oggi non è che voglio fare nessuna denuncia, però ritornare e riportare le lancette della verità credo che sia un obbligo, credo che sia un dovere di qualunque cittadino, a maggior ragione di un deputato parlamentare, di un soggetto che in questa provincia fa politica e l'ho sempre fatta a testa alta, rivendicando le cose che ho fatto e non considerando mai mie cose che non ho fatto. Il sostegno a Zambuto nasce da una conoscenza che risale al 2012, è una persona che ha fatto il sindaco, ha saputo amministrare, ha avuto le sue vicende, però a testa alta ne è uscito, è una persona che si ripropone alla città, che tutti conoscono, credo che sia un candidato valido, una persona che ha dato contezza di saper amministrare. Oggi il mio partito, l'UDC, lo appoggia e io incondizionatamente con il mio partito. Comunali, voto garantito ai pazienti Covid in ospedale o a casa. I dettagli nel servizio. Chi non può recarsi alle urne per questioni legate alla quarantena il 4 e 5 ottobre per le amministrative in Sicilia, che interessano 61 comuni, potrà votare attraverso un documento trasmesso al Ministero degli Interni, alle prefetture, alla Corte d'Appello, ai tribunali, alle ASP e ai comuni interessati al voto, che ricalca di fatto le indicazioni giunte da Roma per il referendum di 2 settimane fa. Queste le regole dettate dall'assessora regionale alle autonomie locali Bernadette Grasso e il titolare alla salute Ruggero Razza. Nello specifico, in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto sarà allestita una sezione. 6 componenti provvederanno alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede, ma se nell'ospedale ci sono dei pazienti che non possono raggiungere il seggio, saranno costituiti dei seggi speciali, un presidente e 2 scrutatori, che nel caso dei pazienti positivi al Covid saranno coadiuvato da personale specializzato nel trattamento dell'emergenza. Raccoglieranno le schede, ovviamente indossando dispositivi di protezione individuale. Invece chi sta in ospedali con meno posti letto, si trova in quarantena o in isolamento fiduciario, potrà invece votare da casa, ma ci sarà una procedura più articolata, quindi entro domani bisogna inviare al sindaco del proprio comune una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto a casa con il certificato rilasciato dall'ASP, che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare, di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Sarà poi compito dell'ufficiale elettorale, si legge una nota, sentita l'azienda sanitaria, inserire ciascuno degli elettori interessati negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, assegnandoli alla prima sezione del comune, ove insiste una urna per le schede dei predetti elettori. Se l'elettore fosse uno solo, per tutelare e mantenere la segretezza del voto, la scheda sarà inserita nella normale urna insieme alle altre schede votate. Non è stato offerto alcun elemento diverso dalla mera ripetizione di più fatti di bancarotta e dei legami di parentela o affinità tra gli indagati, idonee a comprovare l'effettiva creazione di un gruppo criminale seppur familiare. Questo è il passaggio con cui il Tribunale del riesame spiega il perché sono state annullate le ordinanze di custodia nei confronti della famiglia Sferlazza, finita nel vortice dell'inchiesta Malebrache, che ipotizza una serie di operazioni del cosiddetto gruppo Pelonero. Secondo i giudici del Tribunale della Libertà, che hanno disposto scarcerazione e annullamento della misura per tutti gli indagati, non esisterebbe una vera e propria associazione a delinquere, ma singoli episodi di bancarotta. L'associazione è stata esclusa perché non è stata dimostrata l'operatività dei soggetti in una struttura definita e neanche la consapevolezza dei soggetti di far parte di un sodalizio criminale. In altri termini, il fatto che siano state realizzate più condotte di bancarotta non risulta sufficiente a far emergere la stabile partecipazione degli indagati ad un sodalizio. Peraltro, scrivono i giudici sulla figura di Gioacchino Sferrazza, considerato dalla Procura il dominus, non sono emersi indizi sufficienti da desumere la qualità di organizzatore della ritenuta associazione a delinquere. Il fatto che venga coinvolto in qualità maggiore di reati non basta a configurarne il ruolo di capo dell'associazione. Ordinanza annullata, il favarese Vincenzo Vitello, 64 anni, titolare di un noto camping di San Leone, torna in libertà. I giudici del Tribunale del riesame di Palermo, ai quali si sono rivolti i difensori, hanno annullato il provvedimento. Vitello era stato l'unico a rispondere all'interrogatorio, negando il suo coinvolgimento nella ricettazione dell'auto con cui, dopo l'agguato ai danni di Carmelo Nicotra, la vittima sarebbe stata trasportata
in ospedale. La difesa aveva sostenuto la totale insussistenza del quadro indiziario, non si comprende cosa avrebbe fatto e cosa c'entrerebbe il metodo mafioso. Tappa al carcere di Lorenzo di Agrigento del segretario nazionale Will Armando Algozzino. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi ad Agrigento per fare una visita e vedere qual è la reale situazione dell'Istituto Petrusa, tante le criticità che spesso sono state denunziate dal vostro sindacato ma anche da altri. Guardi, da anni noi denunciamo situazioni su quanto riguarda l'istituto. Però c'è stato l'immobilismo di un'amministrazione che da anni non fa e non prende provvedimenti su quanto accade in istituto. E evidentemente c'è una carenza di organico e una struttura ormai vecchia, fatiscente, che dovrebbe avere delle ristrutturazioni e quant'altro. Ma di fatto oggi l'amministrazione è rimasta inerte. Abbiamo un problema, per esempio, dove veramente il personale è sottoposto a un sacrificio, perché quando non pagano le missioni da 2 anni al personale e il personale tipo i nuclei di traduzione e pensionamenti parte e viaggia con continuità, non si può accettare che oggi il personale mantenga l'amministrazione e non venga poi remunerato. Quindi noi oggi stiamo venendo e sto venendo con tutta la nostra delegazione per andare a rilevare questo e andarlo a dire al capodipartimento, al vice capodipartimento, al provveditore regionale che dovrebbe intervenire immediatamente, in quanto un direttore generale, un dirigente generale come il provveditore ha la responsabilità sulla regione, su tutti gli istituti della regione, e purtroppo devo denunciare che su Agrigento non è stato fatto nulla da parte dell'amministrazione. Maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi. I dettagli nel servizio. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi. 8 persone sono state denunciate, beni e denaro per 1.200.000 euro sono stati posti sotto sequestro. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha visto la segnalazione all'autorità giudiziaria di 8 persone accusate a vario titolo di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La complessa frode scoperta ha riguardato i fondi destinati all'ammodernamento di un capannone aziendale situato nell'area dei Nebrodi, esattamente nel territorio di Montalbano e Licona, rispetto al quale, in maniera indebita, secondo l'accusa, gli organizzatori della truffa avrebbero richiesto e ottenuto importanti risorse finanziarie pubbliche. Nel dettaglio, gli investigatori economici finanziari della Tenenza di Patti, dopo aver passato al setaccio tutta la documentazione acquisita, sono riusciti a dimostrare come le fatture presentate all'Ispettorato Agricoltura di Messina e all'Agea risultassero in realtà emesse da fornitori compiacenti per importi gonfiati, ovvero, sempre secondo l'accusa, per costi in realtà mai sostenuti o sostenuti solo in parte. Le Fiamme Gialle Pattesi sono riusciti a individuare anche una società ritenuta cartiera con sede legale in Albania, del tutto priva di personale dipendente e di struttura operativa. In base alle risultanze investigative, il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso nei confronti del titolare dell'azienda zootecnica uno specifico decreto di sequestro preventivo nella forma per equivalente, finalizzato alla confisca di somme di denaro e beni immobili fino a concorrenza dell'importo ritenuto percepito in maniera indebita, pari a 1,2 milioni di euro. Nel medesimo ambito, la Regione Siciliana ha bloccato l'erogazione dell'ultima tranche del contributo di circa 40.000 euro. Parola alla difesa nell'ambito dell'udienza preliminare a carico dell'attuale sindaco di Agrigento ed ex primo cittadino di Porto Empedocle Lillo Firetto e di 5 revisori contabili che si sono succeduti dal 2011 al 2014. La vicenda riguarda l'inchiesta sui bilanci del comune di Porto Empedocle. Il sindaco è accusato di 3 ipotesi di falso commesso da pubblico ufficiale. La difesa ha in sostanza chiesto di cosa sia esattamente accusato Firetto alla luce dei 2 proscioglimenti in primo e secondo grado ottenuti dalla Corte dei Conti per gli stessi fatti. La Procura di Agrigento con il PM Chiara Bisso ha posto l'attenzione invece sull'utilizzo delle royalties versate dall'Enel quale compenso per la realizzazione del rigassificatore mai realizzato e che sarebbero serviti per mettere a posto i conti. Si torna in aula il 7 ottobre.
L'assessore all'ecologia Nello Amel del Comune di Agrigento comunica che finalmente è stato assegnato un impianto di conferimento dei rifiuti indifferenziati che consentirà di eliminare i viaggi di 400 km a cui per disposizioni regionali fino ad oggi si è stati costretti per smaltire oltre 700 tonnellate di secco residuo raccolte ogni mese. Questo risultato consentirà di risparmiare circa 900.000 euro all'anno. L'assessore all'ecologia informa inoltre che dopo la breve proroga disposta il servizio di raccolta porta a porta nella località di Zingarello sarà ottimizzato e stabilizzato in relazione all'effettiva presenza dei residenti. Danneggiata la colonna di tufo della scalinata della cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, una denuncia a carico di ignoti è stata formalizzata nelle scorse ore ai carabinieri della Compagnia di Agrigento. A formalizzarla è stato Don Giuseppe Pontillo, parroco del Duomo di Agrigento. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di far chiarezza, non escluso che il danneggiamento possa anche essere stato causato da qualche sprovveduto automobilista o scooterista che è finito con il proprio mezzo proprio contro la colonna di tufo. Ieri non veniva escluso però nemmeno un possibile raid vandalico. I carabinieri, provando a mettere subito dei punti fermi nell'attività investigativa, hanno deciso d'appurare se nella zona vi siano delle telecamere di videosorveglianza pubblica o private. La maggior parte delle città italiane non raggiunge la sufficienza nel rispetto degli standard della qualità dell'aria. Palermo è tra le peggiori, in Sicilia si salva solamente Enna. I dettagli nel servizio. Rispetto dell'ambiente, una scommessa che sembra continua, infatti restano solo parole fino ad ora. Grandi città, non tutte, che sembrano indifferenti, come se non riguardasse loro. Nel complesso ci sono casi di eccellenza, come Sassari in Sardegna, che ha sempre rispettato i limiti previsti per polveri sottili e biossido di azoto. E sbarcando sulla nostra Sicilia, unica città a distinguersi in positivo è Enna. I risultati di cui vi stiamo parlando sono contenuti nell'ultimo dossier sulla qualità dell'aria stilato da Legambiente, che tiene in considerazione i dati disponibili negli ultimi 5 anni e mette sotto la lente di ingrandimento i rilevamenti effettuati in 97 città. Purtroppo la situazione dell'Italia è famosa e insieme alla Germania detiene il primato a livello europeo di morti per l'eccessiva esposizione a concentrazioni inquinanti dannose per la salute. Si pensi che nell'ultimo report dell'Agenzia Europea per l'Ambiente la stima è di 400.000 decessi l'anno in Europa. Entrando nel particolare invece della Sicilia, Catania e Ragusa sono sotto la sufficienza, una situazione che non può essere stilata per gli altri capoluoghi di provincia, che non compaiono nemmeno in classifica a causa dell'assenza dei dati utili per stilare le valutazioni finali. Cause, secondo degli esperti, sono da collegare alle auto e al traffico, ma anche alla presenza di zone industriali e portuali nei pressi delle aree abitate. L'indiziato numero 1 resta comunque il trasporto su strada e da qui l'importanza di una mobilità sostenibile, che è argomento pluritrattato nei vari comuni. Una prova dell'incidenza di tutto questo sulla scarsa qualità dell'aria che respiriamo e di inquinamento dell'ambiente è quella che durante il lockdown la concentrazione di polveri sottili è diminuita del 68%. Per quanto riguarda le iniziative politiche, per esempio in Sicilia per diversi mesi ha tenuto banco il dibattito sul piano dell'aria regionale, un documento approvato nel 2018 dal governo presieduto da Nello Musumeci, che prevedeva che le autorizzazioni integrate ambientali venissero riviste introducendo dei limiti di emissione più restrittive. A imporre lo stop è stato però il Tribunale amministrativo regionale di Palermo, dopo un ricorso di alcune aziende in provincia di Messina, che ha evidenziato l'assenza di dati analitici e la conseguente presenza di proiezioni nella stesura del documento, quindi una lotta continua anche in particolare nel campo dell'economia, che mette in evidenza come necessaria e importante l'azione politica, che dovrebbe sterzare verso una politica green e compatibile. Domani venerdì 2 ottobre alle 17:30 al Grand Hotel Mosè di Agrigento, Mare Amico, l'associazione ambientalista capitanata in provincia da Claudio Lombardo, organizza un incontro dibattito sui problemi ambientali della città di Agrigento. Stop agli ingressi gratuiti nelle prime domeniche di ogni mese nei siti gestiti dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento. A deciderlo è il Dipartimento dei Beni Culturali con una nota dello scorso 29 settembre. Dunque si tornerà a pagare regolarmente secondo gli orari previsti fino a nuova disposizione. La direttiva riguarda la Valle dei Templi, il Museo Pietro Griffo, la Casa Natale Luigi Pirandello e l'area archeologica di Eraclea Minua.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Domani sarà lutto cittadino a Milazzo nel giorno dei funerali del sottufficiale Aurelio Visalli. C'è il servizio. Secondo i primi risultati emersi dall'autopsia eseguita sul corpo del sottufficiale Aurelio Visalli, la morte sarebbe stata provocata da un grave trauma vertebrale provocato molto probabilmente dalla violenza dell'onda che lo ha trascinato sul fondo. L'esame autoptico, durato circa 3 ore, è stato eseguito all'obitorio dell'ospedale Fogliani di Milazzo dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, su incarico della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Presente anche il consulente di parte Alessio Asmundo e il legale della famiglia Visalli Tommaso Calderone. Il corpo è stato restituito ai familiari e venerdì mattina si terranno i funerali di Stato nel Duomo di Milazzo e sarà giornata di lutto cittadino per Milazzo, come annunciato dal sindaco Giovanni Formica. Sulla morte è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo per accertare le condizioni in cui è stato mandato a operare il sottufficiale. Infatti nel video diffuso sui social da un testimone si vede il sottufficiale operare insieme agli altri colleghi in spiaggia senza divisa con una sola ciambella di salvataggio. Infatti a riguardo l'avvocato Sebastiano Campanella ha dichiarato che l'autopsia ha offerto dati importanti, ma siamo ancora all'inizio di un percorso. Vogliamo che si faccia piena luce su questa vicenda, soprattutto sulla gestione dell'operazione di salvataggio. Ricorre oggi l'11° anniversario dell'alluvione che provocò morte e distruzione della zona ionica del Messinese. Era il 1° ottobre del 2009 quando una bomba d'acqua colpì improvvisamente la zona di Giampilieri di Messina e altre località limitrofe. Le strade si trasformarono in fiumi di fango e vennero travolte anche diverse abitazioni. Un evento calamitoso che provocò ben 37 vittime e lasciò ferite su tutto il territorio. Ancora oggi tra i residenti è vivo il ricordo di quanto accaduto e quando arriva la pioggia la paura torna a farsi sentire. Era prevedibile ma non ce l'aspettavamo così brutta, non doveva accadere. È partita da una roccia che praticamente era alta quanto un palazzo di 5 piani e quando è scesa questa roccia si è tirata persone, case, si è tirata tutto. Una messa commemorativa è in programma nella parrocchia San Nicolò di Bari a Giampilieri per ricordare tutte le vittime di quel drammatico evento calamitoso. Il dissesto idrogeologico è una delle criticità che da anni il territorio siciliano deve affrontare. Poche settimane fa, per un violento nubifragio, si è sfiorata nuovamente la tragedia a Messina e provincia. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma i danni sono stati ingenti. Sempre nella scorsa stagione estiva, una bomba d'acqua ha provocato l'allagamento del viale regione siciliana di Palermo, la via centrale della città. Anche in questo caso non ci sono state vittime, ma solo grazie alla capacità degli automobilisti di mettersi in salvo a nuoto sulla strada che si era trasformata in un lago. Calcio eccellenza alla classifica dopo i recuperi della prima giornata, le ultime novità in casa Acragas con Carmelo Lentini. Vediamo. Si sono disputati 3 recuperi del campionato di eccellenza Girone A e relativi alla prima giornata non giocata. Allo stadio Lo Monaco di Partanna Mondello il locale Parmonval ha superato il Casteltermine con il più classico dei risultati, 2-0. Le reti sono state segnate da Cardinale su calcio di rigore e nel secondo tempo da Corrao. Vittoria di misura per il Pro Favara con il CUS Palermo. Rete della vittoria nel secondo tempo ad opera di Romero. Vince anche il Misilmeri che supera con un calcio di rigore di Albeggiano il Monreale. Gli ospiti, ricordiamo, hanno giocato in inferiorità numerica per quasi 70 minuti per l'espulsione di Zammiti. In casa Acragas si sono aumentati i ritmi della preparazione per farsi trovare pronti all'appuntamento di sabato prossimo contro il Marsala. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, questa gara verrà anticipata perché in città proprio domenica è interessata dal passaggio del Giro d'Italia ed anche perché, aggiungiamo noi, sono in programma le consultazioni comunali per eleggere la nuova amministrazione. La gara è in programma alle 15:30, intanto continua ad arricchirsi di nuovi elementi la rosa degli Hunter.
Si è aggregato il portiere classe 2004 Samuele Scannella, originario di Agrigento, che si è messo a disposizione del preparatore dei portieri Giovanni Costantino. Infine, venerdì si svolgerà la consueta conferenza stampa di presentazione della gara. In sala stampa il tecnico Francesco Di Gaetano e il centrocampista Andrea D'Amico. E concludiamo con una notizia del campionato di promozione Girone A. Come avevamo ipotizzato nei giorni scorsi, il giudice sportivo ha assegnato 3 punti a tavolino al Camarat perché la squadra avversaria, in questo caso il Partinica Audace, aveva schierato un proprio calciatore in regime di squalifica. Grazie a questi 3 punti il Camarat, dopo 2 partite, si ritrova in vetta alla classifica a punteggio pieno. Al via dal 2 al 4 ottobre il progetto Chef in Vespa, un tour enogastronomico che farà tappe in alcuni splendidi borghi siciliani. C'è il servizio. Partiremo il 2 ottobre, il tour durerà 3 giorni, quindi 2, 3, 4 ottobre. Quindi partiremo da Floriopoli, dalle tribune di Floriopoli, percorreremo appunto la statale 120 che diciamo così inizia proprio quasi proprio dalle tribune. Via via lungo la 120 percorreremo i 4 parchi, quindi nell'ordine Parco delle Madonie, Parco dei Nebrodi, Parco Fluviale dell'Alcantara e Parco dell'Etna. Quindi il primo comune che incontreremo sarà Geraci Siculo. A Geraci Siculo ci accoglieranno, ovviamente siamo accolti dalla comunità come un po' ovunque, e lì praticamente faremo una presentazione, quindi la città del borgo appunto in questione, e lì faremo una cosa particolare, saremo in piazza, andremo praticamente ci sarà una degustazione di prodotti tipici in generale, ma soprattutto di ricotta, con l'ausilio appunto dell'associazione dei pastori di Geraci Siculo. Prepareremo la ricotta nel marcato, cosiddetto marcato, che era un antico ricovero pastorale siciliano, cioè dove i pastori praticamente andavano a costituire, diciamo, una sorta di capanna, ecco, dove poi andavano a caseificare, quindi a fare proprio i formaggi e la ricotta. Da lì ci sposteremo a Gangi. A Gangi anche lì saremo ovviamente accolti dalla comunità, quindi con la presentazione del sindaco. E lì poi ci recheremo al Palazzo Municipale, andremo alla piazza delle vittime dell'EMA della mafia, e lì praticamente sarà allestito pure una bella degustazione, ci sarà una mostra di pani votivi, ci saranno artigiani che producono tamburelli per esempio. Andiamo quindi a sabato 3 ottobre e ci sposteremo a Petralia Sottana. Anche lì saremo accolti appunto dal sindaco e dagli assessori, andremo a Palazzo Martinez, che è la sede, diciamo così, dell'ente Parco delle Madonie. Lì saremo accolti appunto da Angelo Merlino, che è il presidente del Parco delle Madonie, e quindi assieme all'amministrazione poi ci recheremo presso l'ex convento dei frati Cappuccini. Prepareremo per l'esattezza una ricetta antica, che è quella l'agnello praticamente con le fave verdi. Lì ci saranno pure molti artigiani che presenteranno le loro specialità e delle degustazioni. Ci sarà coppola e maglia, degustazione di olio biologico e un po' di tutto. Poi andremo a Petralia Soprana, e lì faremo una cosa importante, ci recheremo sempre nella piazza, poi andremo a riprodurre una ricetta tradizionale, che è quella della pasta con legumi tradizionali, quindi una ricetta tradizionale madonita, utilizzando delle paste prodotte proprio in loco. Anche lì ci sarà praticamente una degustazione di prodotti tipici, andremo a assaggiare lo sfoglio per esempio, vi anticipo questo, lo sfoglio, i biscotti alla cannella, voglio dire, del panificio Agliata, una mostra d'arte dei sali, uno spettacolo folcloristico, quindi penso degli standardieri del gruppo folk di Petralia. Saremo ospitati dalle splendide amiche del Case Vacanze verso Est, di Ileana Arcieri, e Casa Antica di Soprana di Giovanna Gebbia. Poi andremo alla volta di Sperlinga, altro bellissimo comune, e lì invece faremo una visita, saremo accolti ovviamente dal sindaco, e faremo una visita al castello di Sperlinga, un pezzo unico al mondo, penso più unico che raro. Lì andremo a riprodurre una vecchia ricetta, che è quella della frascatola, che non è altro che una sorta di polenta siciliana, quindi con l'ausilio delle nonne del posto andremo a rifare questo piatto tipico particolare. Poi ci sposteremo
a Castiglione di Sicilia. A Castiglione di Sicilia saremo accolti appunto dal sindaco, faremo un breve excursus del paese. Il piatto che andremo a fare sarà fatto appunto all'Enoteca regionale che ci ospiterà, quindi saremo ospiti assieme quindi all'amministrazione, andremo all'Enoteca regionale. Lì si chiuderà ufficialmente, diciamo così, il tour, tra virgolette, appunto all'Enoteca regionale, dove ci sarà una degustazione di vini organizzata appunto dal sommelier degustatore amico Roberto Raciti, che ci tengo a salutare, e lì prepareremo un piatto artigianale, quindi una pasta artigianale prodotta in loco con dei pesti fatti artigianali delle ditte, appunto fornite dalle ditte del posto. Ma l'ultima tappa sarà quella a Mottacamastro. Saremo ospiti delle mamme del borgo di Mottacamastro. È praticamente una storia particolare, questo paesino piccolo, dopo la chiusura dell'ultimo ristorante, praticamente le mamme del posto si sono organizzate, hanno messo su una cucina diciamo così in comune, una cucina comunitaria, e lì accolgono adesso i turisti e raccontano un po' la storia del borgo, e ci faranno degustare delle cose particolarissime. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.